Buonasera, bentrovati col notiziario di Prealpina.it che apriamo con l'impressionante ondata di fuoco che ha colpito la notte scorsa a Busto Arsizio, dove sono stati incendiati un furgone e 8 auto. Si tratta di incendi dolosi e caccia al piromane, il servizio di Veronica De Riu. Pare che non ci siano dubbi rispetto all'origine dolosa della mano che ha appiccato gli incendi alle auto nella notte tra lunedì e oggi 20 febbraio in via Gavinana e via Culina a Busto Arsizio. Sono in corso le indagini della Polizia di Stato e del Commissariato cittadino per rintracciare l'autore o gli autori che hanno dato fuoco a 9 mezzi in totale, 8 auto e un furgone parcheggiati irregolarmente a ridosso del marciapiede lungo le due strade cittadine. I primi ad accorgersi sono stati i residenti di via Gavinana, immediatamente dopo quelli di via Culin. Purtroppo, però, nessuno ha visto la mano che ha appiccato gli incendi a distanza di 100 metri l'uno dall'altro. Al momento è davvero impossibile trovare una logica all'episodio. L'ipotesi è che si tratti di un piromane, ma non si conosce il sesso e non è da escludersi che magari ci siano più persone, e nessuna pista è esclusa. Intanto i residenti, soprattutto i proprietari dei mezzi, sono sotto shock, hanno temuto il peggio, ovvero che le auto esplodessero. Solo l'intervento massiccio dei vigili del fuoco ha domato le fiamme ed evitato tragedie. Si apre domani a Milano il processo d'appello a carico di Davide Fontana, il bancario condannato a 30 anni in primo grado per l'omicidio dell'ex fidanzata Carol Maltesi, delitto avvenuto l'11 gennaio del 2022 a Rescaldina. La procura, impugnando la sentenza di primo grado, chiede che l'imputato sia condannato all'ergastolo col riconoscimento delle 3 aggravanti che erano state escluse, cioè la premeditazione, la crudeltà e i motivi futili e abietti. I difensori di Fontana invece puntano sulla richiesta del rito abbreviato che prevede lo sconto di 1/3 della pena, richiesta di rito abbreviato che era stata rigettata in udienza preliminare. E ora spostiamoci a Varese per un bilancio a distanza ormai di una settimana della nuova viabilità in largo Flaiano, il servizio di Barbara Zanetti. È un dato di fatto il traffico in ingresso in città a Varese con la nuova rotatoria di Largo Flaiano comincia a girare. E questa mattina, martedì 20 febbraio, sopralluogo da parte dei tecnici del comune e della polizia locale insieme con i tecnici di Lereti, perché da qui a breve partiranno alcuni lavori per i sottoservizi che devono appunto servire l'intera area. Il traffico gira comunque meglio, certo vi sono accorgimenti e vi sono alcuni interventi da fare, in particolare per quanto riguarda la segnaletica. Qualche disagio invece viene segnalato dai residenti nelle vie attorno, in particolare nell'area di Via Tamagno e in generale di Giubiano, per il carico maggiore di traffico, in particolare in Via Lazio, in uscita verso la rotonda. Diverse le segnalazioni per il buio in Corso Matteotti, nel centro storico di Varese. Siamo andati a verificare con Marco Croci, ecco il servizio. La situazione è così ormai da giorni, con uno scenario che qualcuno non esita a definire spettrale. Mezzo Corso Matteotti, salotto buono del centro storico di Varese, di notte è al buio. Il passaggio è illuminato soltanto dalle luci delle vetrine che vengono lasciate accese, mentre per il resto è totale oscurità. La segnalazione arriva da alcuni residenti della zona che alla sera tardi o prima dell'alba scendono in strada per portare a passeggio il cane oppure per andare in stazione a prendere il treno. Pensavo fosse un intoppo momentaneo, spiega un abitante del centro, ma è ormai così da giorni. Il passaggio sotto i portici o al centro del corso è illuminato soltanto dalle vetrine. Per quanto riguarda l'illuminazione pubblica, invece, è tutto spento. E di Varese, viabilità e trasporti ferroviari ha parlato Pierfrancesco Maran, assessore del Comune di Milano, che ha tenuto uno spettacolo a teatro a Varese. Ascoltiamolo in questa intervista realizzata qui nella sede di Prealpina.
Varese, per esempio, ha appena avuto una grande novità, da alcuni contestata, da altri finalmente applaudita. Fatto sta che per la prima volta finalmente il traffico sembra girare con la famosa rotatoria di Largo Flaiano che permette un ingresso più fluido in città. Lei l'ha fatto pochi minuti fa, cosa ne pensa? Tanto penso che è un miglioramento notevole. È importante perché chiudeva una vicenda lunga e comunque molto sentita qui in città. Credo anche che però serva un miglioramento drastico del sistema dei treni. Non è accettabile che uno ogni mattina non sappia se parte, quando parte, a che ora arriva. E purtroppo veniamo da 50 anni in cui il trasporto pubblico è stato il convitato di pietra, mentre invece è un elemento essenziale per lo sviluppo del territorio. E aggiungo che lo è se in due direzioni. Quindi oggi il fatto che è un problema e quindi quasi un obbligo diventa il pendolarismo di una persona di Varese verso Milano. Ma se funzionasse, forse toglierebbe anche ai milanesi quell'ottica che tutto deve stare in città e si lavorerebbe più in una chiave biunivoca e bidirezionale, che poi è il senso di tutte le infrastrutture. Lo chef Roberto Balbuzzi, testimonial di Malnati, insieme al collega Sergio Balzetti. Ascoltiamolo. Venire a Malnate significa trovare una città in completa evoluzione, perché negli anni insomma, c'è stata veramente una crescita molto forte di quella che è, di quello che è la cittadina, di quello che è la comunità e di quello che sono le imprese e le industrie che lavorano sul territorio. Ci sono un sacco di belle cose a Malnate. Qui si vive bene, specialmente per le persone che hanno bambini oppure anche gli anziani che hanno poco da girare, no? Siamo comunque fortunati a abitare a Malnate. Io abito da 50 anni a Malnate, quindi non posso che parlare bene. Chi viene qui a mangiare potrebbe andare a camminare, c'è la Valle dell'Anza, ci sono tanti altri parchi qua vicino. Quindi secondo me è una zona molto molto interessante. Un luogo da vedere e da visitare sicuramente, con tutti i suoi luoghi da scoprire. E ora una notizia davvero curiosa: il Carnevale Bosino, che si è tenuto sabato scorso a Varese, ha fatto il giro del mondo. I festeggiamenti sono arrivati infatti oltreoceano grazie alla comunità di El Salvador, che ha sfilato per le strade di Varese con i colori della propria bandiera, cioè il bianco e il blu. Ebbene, questo corteo varesino è stato raccontato dal giornalista Fabrizio Berard su El Diario de Hoy, uno dei quotidiani locali di El Salvador. Maggiori approfondimenti su questa curiosa notizia si possono leggere su prealpina.it. E ora dal collega Paolo Grosso le anticipazioni sulle notizie che potrete leggere domani sulla Prealpina in edicola. Sì, c'è ampia cronaca e approfondimenti sulla Prealpina in edicola domani. Ci occupiamo in particolare dello smog in Lombardia, andando a vedere quali sono le cause e indicando le città che più soffrono per l'aria malata. Poi andiamo anche in Val Ceresio per una moda pericolosissima, una roulette russa in bicicletta sulle strade. A Saronno invece un nuovo tipo di truffa che coinvolge la spesa alimentare. Infine lo sport, sulla Prealpina in edicola domani c'è un'intervista a tutto campo all'allenatore della pallacanestro varese Tom Bialageschi, che parla anche dei fischi del pubblico che a volte scattano nei suoi confronti. E questa è l'ultima notizia, vi diamo appuntamento col TG di domani sempre alle ore 19.